dietro comunque. Ecco, vedevo, dottor Gallo, un sms poco fa che chiedeva se l'influenza stagionale di quest'anno ha un nome, caratterizzata da qualcosa. Non mi sembra. Com'è? California. California, hai sentito dire? California? Pare che California è stata sommersa dalla nuova influenza, per cui il nome non è... La nuova influenza viene chiamata California. Da nuova influenza, questa del virus H1N1? Non ho sentito nomi, per la stagionale. Tutte australiane. Non ho sentito nomi per la qualche stagionale. consiglio per la popolazione anziana, per gli anziani, quindi vaccinarsi per la stagionale, immagino? Sì, vaccinarsi per la stagionale e recarsi, quando si recano dal medico di famiglia, a rivedere un momento il loro programma vaccinale per l'offerta dell'antipneumococcica che viene fatta a tutte le persone anziane proprio per impedire le complicanze batteriche per quanto riguarda l'influenza sia normale che l'H1N1. Ecco, gli anziani sono affetti da polipatologie, vedi la questione del diabete, vedi la questione cardiovascolare, la questione dell'enfisema polmonare, se sono stati fumatori o meno, quindi hanno, diciamo, la possibilità di aver avuto un contatto pregresso con l'H1N1 in passato, ma allo stesso tempo potrebbero avere più problemi con l'influenza, voglio dire, stagionale, quella che non è H1N1, ecco perché quello è un ceppo veramente nuovo per loro, ecco quindi che va stressato nuovamente il problema, vaccinarsi per l'influenza in corso e successivamente poi valutare col proprio medico la fase successiva quando il vaccino sarà disponibile per tutti. Dottor Greco? Voglio dire che noi, d'accordo con l'assessorato, abbiamo messo in piedi una campagna, diciamo, formativa per i medici di famiglia nel corso della formazione obbligatoria, che avrà come perno diciamo come perno per lo sviluppo della comunicazione anche la vaccinazione antinfluenzale normale, che è quello il punto di incontro fra il medico di famiglia e soprattutto la popolazione anziana, dove normalmente comunque verranno fatte un sacco di domande a cui cercheremo di dare una risposta, diciamo, che tenga conto delle evidenze scientifiche che ci sono, e devo dire che al momento, diciamo, la situazione è tale che secondo me gli anziani da noi, da tutti i punti di vista rispetto ad altre situazioni, sia dal punto di vista socio-assistenziale così come da un punto di vista medico, c'è una buona copertura. Tanto è vero che anche tornando alle ondate di calore, proprio perché il Veneto, e lo dico come medico di famiglia, diciamo, è stata una delle regioni che ha investito molto sull'assistenza domiciliare, e anche una delle regioni in cui c'è stata una mortalità bassissima per le ondate di calore. Allora,